non può solo e soltanto operare in questo settore con il subappalto. Questo no! Sono scesi in piazza a Treviso i lavoratori del nord-est della Sirti. Rischiano il posto in un centinaio tra le 3 sedi venete, Amareno di Piave, Lentiai e San Bonifacio, e quelli delle sedi di Udine e Trento. Al momento la procedura di licenziamento degli 833 dipendenti in esubero, il 25% dell'intera forza lavoro, è stata sospesa. Ora, annunciano i sindacati, inizia la parte più difficile del negoziato. Dopo aver ottenuto dal governo una sospensione dei termini della trattativa e quindi dei 75 giorni, chiediamo oggi un passo in più. Tra una settimana le parti si incontreranno a Milano per verificare l'esistenza di un piano alternativo ai licenziamenti. Per noi l'unico esubero che consideriamo valido è zero e meritiamo comunque di poter lavorare come abbiamo sempre fatto da quasi 100 anni. Quindi siamo qui per questo è il nostro lavoro, sappiamo fare questo e lo vogliamo fare. Ma qui serve un piano di settore, serve capire dove cavolo va la telefonia in questo paese. Questo è il tema vero. E questo è un tema politico, con la P maiuscola. Un appello alla politica, perché il settore nel quale da quasi un secolo opera la Sirti, quello delle reti di telecomunicazioni, è strategico per il paese. Non riusciamo a capire anche da parte del governo dove ci sia una visione di prospettiva. Vi ricordo che comunque tutti usiamo cellulari, tutti usiamo la telecomunicazione, quindi è un settore che potrebbe avere dei larghissimi spazi. Bisogna solo capire cosa vuole fare anche il Paese rispetto a queste scelte.